Siamo qui per la presentazione, per la penultima presentazione della lista del Movimento Autodeterminazione. Abbiamo qui candidati dei collegi uninominali e plurinominali e direi che iniziamo subito. Passo la parola alla signora Franca Fricau, che è candidata nel collegio uninominale unico regionale nel Senato. Buonasera a tutti, bentrovati e benvenuti. Non è stato facile, ma siamo ugualmente tanto contenti di questo percorso che abbiamo fatto in questi 25 giorni e devo dire che abbiamo avuto molta soddisfazione da parte nostra, naturalmente come squadra, perché veramente ci siamo armati veramente di tanta forza, di tanto coraggio e soprattutto siamo riusciti a ottimizzare il tempo, perché a differenza dei nostri rappresentanti regionali che hanno visto bene di prendersi le ferie, chiudere quindi l'istituzione del Consiglio regionale per questa tornata di campagna elettorale, bene, noi non ce lo siamo potuti permettere quello di abbandonare il nostro lavoro per dedicarci anima e corpo alla nostra campagna elettorale, però con grande soddisfazione ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti in 24 giorni, quindi dall'inizio della nostra campagna elettorale, a essere presenti in ben 70 paesi. Ciò significa che a seconda delle giornate siamo stati presenti in 2 e 3 postazioni. E abbiamo quindi, per quanto ci è stato possibile, veramente siamo andati incontro a gran parte della popolazione sarda, siamo andati a trovarli a casa loro e siamo stati ricevuti con grande simpatia, tanto rispetto, tanta curiosità di conoscerci, curiosità di sapere, ed è anche giusto ed è anche legittimo. E noi siamo stati all'altezza, mi piace dirlo, all'altezza di dare risposte, quelle risposte che tanto il nostro popolo aspetta, che tanto noi stiamo aspettando. E quindi autodeterminazione, che cosa significa? Autodeterminazione significa, è una novità innanzitutto, è una novità perché bisogna considerare che all'interno appunto ci sono 8 forze di carattere nazionalista, indipendentista, autonomista, e hanno deciso finalmente di mettersi assieme, di fare un'unica forza e di fronteggiare quello che è questo stato di degrado che è comunque presente nella nostra terra. Il nostro non vuole essere semplicemente una proposta di libertà o di grido, di rivoluzione intesa nei termini brutti della parola. La nostra vuole essere semplicemente una rivoluzione tranquilla, una rivoluzione che veramente metta in discussione lo status quo politico, lo status quo di tutte le situazioni che questo governare, che ormai a noi non sta bene, ci ha portato ad essere. Noi abbiamo un'idea di libertà, sì, ma abbiamo un'idea di dignità, abbiamo un'idea di cultura, di benessere sociale, le scuole che funzionino, la sanità che funzioni, un lavoro... Scusate, sono bloccata, c'ho la testa inchilata perché il filo... Quindi nel nostro programma abbiamo toccato tutti i punti essenziali di quelle che sono le basi affinché un popolo viva e viva dignitosamente. Quindi il lavoro è importante, la sanità è importante, l'istruzione è importante, è sotto gli occhi di tutti, no? La chiusura dei siti scolastici in alcuni paesi, e quindi
con la proposta che venissero accorpati e quindi creando disagi a chi comunque si doveva spostare, dai genitori ai bambini. Noi vogliamo che ogni comunità mantenga il proprio plesso scolastico, ma non semplicemente soltanto come mura, come costruzione. Noi intendiamo una scuola diversa, quindi una rivalutazione anche di quella che è il significato di istruzione. Noi vogliamo che i nostri ragazzi, i nostri bambini crescano con un'idea diversa, devono iniziare a sapere chi sono, quindi da dove vengono, chi sono oggi e soprattutto dove sono proiettati, dove noi adulti dobbiamo interferire e lavorare per fare in modo che i nostri bambini, i nostri ragazzi sappiano che al di là di tutto, al di là della situazione in cui oggi la Sardegna Versa si trova, c'è comunque la possibilità di avere un futuro e di avere un futuro migliore. Ecco, noi questi problemi, queste soluzioni all'interno del nostro programma le abbiamo viste, le abbiamo scritte, le abbiamo proposte, ma le abbiamo proposte a voi, ma siamo dell'intenzione che comunque è un programma che deve andare oltre, deve avere i contributi di tutti voi, di tutte le persone che credono che solo attraverso una forma di autogoverno la Sardegna riuscirà veramente ad uscire da questo stato di crisi in cui versa. Mi dice un mio carissimo amico, sì, vi voto, però vi voto al Senato, alla Camera voto 5 Stelle. E vabbè. Che cosa mi ha fatto capire questo? Che non c'è abbastanza coraggio e presa di coscienza, o comunque capire che noi effettivamente abbiamo la possibilità di riuscire a far cambiare le cose, ma allo stesso tempo ci vogliamo mantenere ancora quel cordone ombelicale che ci permetta comunque sia e comunque nell'ipotesi assurda, perché autodeterminazione sa dove sta andando e autodeterminazione è determinata ad andare avanti, eppure c'è ancora questa forma di mantenersi appigliati a un qualcosa che tutto sommato sembra che ancora dia garanzie. Come se non bastasse, non abbiamo avuto mai esempi, non abbiamo avuto esempi noi di governi che comunque tutto sommato bene non ci hanno fatto stare. È un'alternanza, è una partita a tennis, una volta si guarda a destra, una volta si guarda a sinistra, ma mai che ci si fermi un attimo e si concentri su quello che effettivamente è la soluzione a tutti i nostri problemi. Quindi questo cordone ombelicale è anche romantico, io lo chiamerei proprio come una sorta di cappio al collo che stringe, ma l'importante è per alcuni che comunque ancora si riesca a respirare. Allora, il riuscire a respirare significa sopravvivere, non significa vivere. Ed abbiamo anche un'altra grande responsabilità come progetto autodeterminazione, perché se non avessimo occupato noi lo spazio all'interno delle schede elettorali per questa tornata elettorale, non ci sarebbe stato e non avremmo trovato nessun altro simbolo che avesse rappresentato una comunità, la comunità dei sardi, perché questa volta e per l'ennesima volta si sono visti bene, non solo di vendersi ideologie, di vendersi prima da una parte e poi dall'altra, questa volta si sono venduti per bene il simbolo, ed è il simbolo che rappresenta la nostra bandiera, utilizzato in quanto simbolo del Partito Sardo d'Azione, che noi in questa tornata elettorale non vedremo in nessun'altra parte della scheda. Hanno nascosto persino il simbolo. Che cosa vogliamo di più? A chi dobbiamo appigliarci? A cosa dobbiamo sperare? Allora io dico semplicemente questo, piuttosto che dire penso di, scelgo di. Allora, analizziamo un attimino noi stessi. Stiamo bene noi? No, non stiamo bene. E allora che cosa è che ci impedisce effettivamente di cambiare? Ecco, noi siamo qua, siamo nuovi per quanto riguarda il simbolo e ci proponiamo come promotori di un qualcosa che effettivamente ci salvi e ci guidi in una direzione diversa. E allora io consiglio il 4 marzo una mano veramente sul cuore, ma soprattutto sulla coscienza. Allora io ho la responsabilità di iniziare effettivamente a fare qualcosa per la mia terra, a fare qualcosa
per noi generazione, ma soprattutto pensare a quella che sarà la generazione che deve ancora venire. E non si trova in una buona situazione, perché ci sta mancando tutto, dall'istruzione, alla scuola, alla sanità. E allora noi abbiamo il dovere, la responsabilità davanti ai nostri figli di garantire un futuro, ma un futuro dignitoso. Ci siamo stancati e noi ora ci siamo e tocca a noi attuare questo tipo di rivoluzione. Grazie.